Come un vascello pirata, il libro di Luigi Mascheroni che parla dei 20 anni di Indro Montanelli al Giornale. Siamo al Maga per 2000 libri, in compagnia di Luigi c'è Giuliano Molossi che per 15 anni ha lavorato al Giornale. Luigi, innanzitutto come nasce questo libro e perché? Nasce perché quest'anno, 2024, sono i 50 anni dalla fondazione del Giornale, 1974, a parte di Montanelli, quando se ne andò in polemica con la linea, diciamo, di sinistra del Corriere, e fonda il Giornale, che fondò e diresse per 20 anni, e questo libro raccoglie alcuni, solo una parte, un'infinitesima parte, degli articoli più belli e più interessanti fra editoriali, corsivi, famosi controcorrente, grandi ritratti di Indro Montanelli, che è la storia quindi di un giornale politico, ma soprattutto la grande storia giornalistica. E visto che siamo in diretta, il bello della diretta, ci ha raggiunti anche Letizia Moizzi, che anche lei ha lavorato a Il Giornale, è nipote anche di Indro Montanelli. Allora, ai due giornalisti che con Indro hanno lavorato, due parole su com'era Indro come direttore. Allora, io sono di questi 20 anni, ne ho vissuti 15 al Giornale perché sono entrato nel 79. Diciamo che sono stati gli anni più belli della mia vita, non solo per ragioni anagrafiche. Andavamo a lavorare col sorriso, avevamo una grande passione, un grande entusiasmo, e il fatto poi di lavorare per un giornale dove al piano sotto c'era un signore come Indro Montanelli che ci ha sempre protetto, ci ha sempre difeso, è sempre stato molto generoso con noi, e il fatto di averlo lì vicino per noi è stata una cosa straordinaria. Io personalmente ho fatto prima il cronista di Nera, poi il cronista di Giudiziaria, poi il capocronista. Ho partecipato come capocronista a tantissime riunioni con Montanelli, ero presente alla riunione quando lui ci annunciò che rinunciava a diventare senatore a vita, che gli aveva proposto Cossiga. Ho assistito a tantissimi episodi che poi non potrò mai dimenticare. Ho imparato tantissimo da lui. Fin dal primo giorno, quando mi presentai, venni assunto nel 79, nel giorno 79, che mi disse: impara da Egisto Corradi a fare questo mestiere, bisogna andare in giro, guardare, fammi vedere la suola delle scarpe. Io avevo le suole delle scarpe nuove, me le aveva regalate mia mamma, nuove per l'occasione, mi ha detto no, non va bene, bisognava consumarle, le suole delle scarpe per fare questo mestiere. Dico solo per finire che ho un libro, conservo ancora gelosamente un libro, con questa dedica: a Giuliano dal suo vice papà, Indro Montanelli. Chiudi così. E Letizia? Io non è che lo interpellassi come direttore giornalista perché era mio nonno, ma ogni tanto per qualche pezzo delicato andavo da lui nel suo ufficio, come facevano molti altri. E lui lo prendeva in modo molto professional, fingendo che io non fossi nipote, e un sacco di volte mi tagliava via il primo capoverso, proprio quelle righe su cui i giornalisti mi capiranno, uno sta lì, pensa, medita, le scrive, le riscrive, perché era così uno dei suoi insegnamenti: la parte iniziale spesso è noiosa e inutile, oppure addirittura prendeva la parte finale e la metteva all'inizio, perché spesso uno, preso dalle emozioni eccetera, non metteva le cose importanti, le notizie, che affastellava alla fine, e quindi questo è un piccolo aneddoto. Grazie per questo libro, Come un vascello pirata, Indro Montanelli con Luigi Mascheroni. Grazie.